I presunti autori della rapina in via Leardi, che lo scorso 24 marzo aveva lasciato in fin di vita l'85enne Cecilia Zacchello, sono stati arrestati alle prime luci dell'alba dai carabinieri di Venezia. Sono il tarantino Vincenzo Casati, classe 1963, che avrebbe eseguito materialmente il brutale pestaggio della signora, e il 44enne veneziano Emanuele Luraschi, che abita proprio di fronte alla casa teatro della rapina e secondo i militari sarebbe stato il mandante del colpo. Decisivo per risalire all'identità dei criminali il contributo dei RIS di Parma. Hanno individuato sugli strumenti utilizzati per commettere il reato le impronte digitali latenti di uno dei due arrestati, lo sviluppo dei contatti telefonici avuti dall'autore del reato ha poi portato all'individuazione del suo complice, che nella stessa giornata si era portato presso un compro oro e aveva venduto uno dei due anelli rapinato alla donna. L'anello, riconosciuto dal figlio della vittima, era quello regalato a Cecilia Zacchello dal marito in occasione delle nozze d'argento. Entrambi gli arrestati avevano diversi precedenti per reati contro il patrimonio. L'autore materiale del colpo, al momento della rapina, era tra l'altro sottoposto all'obbligo di dimora a Schio, in provincia di Vicenza. La violenza per lui non sarebbe una novità, anche se la ferocia con cui è stata ripetutamente colpita la donna non ha eguali. Ricordiamo che ha riportato la frattura di 12 costole, diverse lesioni al massillo facciale, la rottura di 2 dita durante l'asportazione degli anelli che la donna aveva appunto indossato. Questo ha fatto sì che chiaramente la testimonianza non potesse essere prova fondamentale nell'individuazione dei reati, poiché appunto rilasciata da persona che aveva subito un grandissimo trauma, oltre che fisico, anche psicologico. Stiamo verificando la possibilità, spiegano i carabinieri, che i due arrestati abbiano compiuto altre rapine nella zona di Mestre.